Matteo Zoppas, questa mattina si è parlato di dazi, un tema molto dibattuto a livello non solo nazionale ma anche europeo e internazionale. Secondo lei quale ricaduta hanno a livello trevigiano e veneto e a suo parere la classe imprenditoriale ma in generale anche il cliente deve essere positivo, ottimista o pessimista per il futuro? Partiamo da quest'ultima parte della domanda. Sicuramente non si può essere positivi quando c'è un dazio, anzi la libertà di scambio dovrebbe essere quello a cui puntiamo, a cui stiamo puntando anche il nostro governo, sia nella persona della Giorgia Premier Meloni che anche nella persona di Antonio Tajani come responsabile degli affari esteri. Quindi quello dovrebbe essere l'auspicio. Siamo in un contesto in cui dal 2014 ad oggi le barriere tariffarie e non tariffarie sono passate da 380 a 2800 a livello mondiale, quindi si capisce che si sta andando nella direzione opposta a una deregolamentazione del commercio internazionale. Questo però bisogna capire questo momento che stiamo vivendo con gli Stati Uniti d'America, che hanno deciso di fare un annuncio importante sui dazi, con un 20%, 25% su alcune materie particolari, che naturalmente ha un impatto fortissimo sulla nostra economia, perché il totale dell'economia italiana esportata sono 623 miliardi di euro, che è un terzo del PIL. Allora è chiaro che avere l'America che conta oltre 60 miliardi di fatturato all'export, ben oltre, può dare un segnale molto negativo alle nostre esportazioni. Questo è quello che ci auspichiamo, che con il segnale della trattativa chiusa con l'Inghilterra e anche con l'affievolimento, diciamo, dei toni nella trattativa con la Cina, adesso vedremo dove andrà a finire, che sia di buon auspicio anche nell'esito della trattativa che c'è tra l'Europa e l'America, dove, ripeto, sia la Premier Meloni che anche il Ministro Tajani, che conosce molto bene la macchina europea, sapranno sicuramente ottenere il meglio, aiutare l'Europa a ottenere il meglio anche per gli interessi dell'Italia. È chiaro che un dazio non deve essere mai auspicato, anzi bisogna auspicare che venga tolto. Abbiamo anche visto che con delle difficoltà importanti, anche più dei dazi, quelle che ci sono state post-Covid, post-pandemia, e anche con l'aumento dei trasporti che c'è stato dopo la fine della pandemia e con l'aumento dell'energia, con il conflitto bellico, abbiamo visto che c'è stata una tenuta del Made in Italy. Dobbiamo capire se anche con questi dazi riusciremo a tenere duro, come si dice, anche perché abbiamo visto subito al Vinitaly, quando è stato il primo giorno di applicazione dei dazi, che poi sono stati interrotti momentaneamente, abbiamo subito visto che il dialogo tra produttori e consumatori andava verso la direzione un po' della tutela dei volumi del Made in Italy, cercando di spartirsi un po' tra di loro il dazio.